Bella Wagyu, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per fare il casatillo napoletano con Mazza, il mitico l'ho detto io. Antonio. Ho detto Per mazza. fare il casatillo abbiamo bisogno della farina, del pepe, delle uova. Poi dobbiamo tagliare il formaggio. Ovviamente deve essere doppio perché deve uscire a cubetti come dopo vediamo. Poi la mortadella dello spessore del formaggio, poi la pancetta e il salame. Poi nell'impasto mettiamo acqua, la farina come ha detto Antonio e lo strutto. E poi infine mettiamo pecorino e parmigiano. Ragazzi, allora iniziamo a fare l'impasto. Mettiamo prima i grassi, quindi l'olio, poi un cucchiaio di strutto e l'acqua. Iniziamo a girare piano piano. 100 grammi di farina, ora li mettiamo piano piano. Ecco il risultato quando è arrivato a questo punto, quando si stacca dalla ciotola, lo leviamo e lo mettiamo dentro una scodella a farlo lievitare. Stiamo facendo crescere l'impasto, ci vediamo tra un'ora. Piccolo spot pubblicitario, prendete le magliette di Gennazza, se le volete contattatelo Gennazza su Instagram. Mentre cresce l'impasto noi ci portiamo avanti e tagliamo il formaggio e i salumi. Tutti a cubetti. Andiamo tutti a occhio. Vabbè, mo metti. Ragazzi, una volta finito i salumi, mentre sempre aspettiamo la lievitazione, mettiamo le uova. Ci vediamo dopo. Ragazzi, questo è il risultato dopo un'ora di lievitazione. Adesso lo poggiamo sul marmo e lo iniziamo a stendere. Guardalo. Potremmo fare anche una pizza. Guardalo come lo stende con maestria. È un grande... Ragazzi, questo è il risultato di tutti gli affettati e il formaggio. Adesso lo mettiamo nel casatillo. Poi dove si può rubare si ruba, ecco. Qualcosa in più dici tu, ma... Questo non è tagliato bene. Ragazzi, abbiamo messo anche l'uovo, adesso buttiamo il pecorino e parmigiano. Che è una guerra? Cospargiamo anche il qua. Guardalo. Ok. Innevato. Vabbè, è rimasto un po' pure. Ecco ragazzi, Il risultato. vorremmo ricordare che è il nostro primo casatillo, quindi non è che dovete giudicare per forza, però Infatti, ringraziamo che è uscito anche. è uscito. Ragazzi, ci vediamo fra mezz'ora, i casatilli sono nel forno. Ragazzi, ecco il risultato, uno spettacolo. Adesso io non lo provo, ma lo proveranno altre 2 persone. Siamo noi che dobbiamo assaggiare questo piatto. Scrivete nei commenti dove ci avete visto e possiamo andare all'assaggio. Voto male. 9. per essere la Otto e prima mezzo. volta. Per essere la prima volta. È buono però. Buono. 8 e mezzo. 9. Gennazza, tu perché non mangi il Io torto? non lo mangio perché lo sto registrando il venerdì santo e sto facendo digiuno. Ragazzi, il video è finito. Mazzacano se n'è dovuto andare, però ha avuto la sua parte di casatillo, non vi preoccupate.
Se volete altri video in cucina lasciate 50 mi piace, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.